Aggrediti, picchiati e minacciati con un coltello a serramanico, scaraventati a terra. Uno dei due colpito con calci alla testa. Due ragazzi di 17 e 18 anni della provincia di Venezia hanno subito una rapina nella notte tra sabato e domenica all'esterno di un locale a Monastier di Treviso, avvicinati da un gruppo di giovani, tra i quali un ventenne bellunese di origini nordafricane già noto alle forze dell'ordine, poi arrestato in flagranza, al quale terrorizzati hanno consegnato i loro portafogli. Ancora sotto shock hanno allertato i carabinieri. Poco distante, pochi minuti dopo, abbiamo sorpreso nascondersi dietro una siepe e tentava di eludere il controllo coprendosi il volto con il cappuccio della felpa tra l'altro poco prima rapinata ad uno dei ragazzi. Una volta rintracciato, hanno scoperto all'interno della borsa che teneva con sé un vero e proprio bottino, un orecchino con brillantini di un ragazzo di Silea, un cellulare di un diciottenne di Treviso, un orologio, una catenina. La perquisizione consentiva di rinvenire diversa area furtiva, oggetto di rapina e furti consumati nella notte ai danni di alcuni soggetti che già erano al corrente di essere rimasti vittime appunto delle appropriazioni e altri che non sapevano nemmeno di aver subito appunto il furto nel corso della serata. Il giovane, in carcere, è stato arrestato per furto e rapina a mano armata. Intanto le indagini dei militari dell'Arma si concentrano per accertare la presenza e le eventuali responsabilità di complici e risalire ai proprietari per restituire la refurtiva ritrovata.